Scusate per il 58enne ex guardia carceraria ferito con un colpo d'arma da fuoco alla testa ieri mattina a Fontaniva mentre in bici stava andando al lavoro. Giallo sul movente dell'agguato, caccia all'uomo nell'Alta Padovana. Tragico schianto nella notte sulla Gardesana a Malcesi nel Veronese. Un 42enne perde la vita assieme alla sua compagna di 44 anni. Recuperato dal soccorso alpino il corpo senza vita della 57enne feltrina Elena Zannini. La cercavano da ieri. L'escursionista è morta dopo essere caduta da un sentiero a Cesio Maggiore. Il referendum promosso da CGIL, PD e più Europa non raggiunge il quorum. In Veneto astensione tra le più basse con il 26%, esulta il centrodestra, Lega l'attacco, punito chi ha boicottato l'autonomia, sindacato tanto lavoro da fare. 16° colpo al ristorante Mestrino Amelia Romane, lo stesso titolare a raccontarlo in un video postato su Facebook. Il giorno dopo l'ennesima conta dei danni e un appello. Inizia la settimana che porta alla 3 giorni del raduno triveneto degli alpini di Conegliano. Le sezioni da tutto il Veneto pronte alla festa che Antenna 3 vi racconterà in diretta. Alla leggendaria protagonista del capolavoro di Hitchcock, Il Leone d'Oro, alla carriera della prossima mostra del cinema, un sogno che si avvera, il commento della 92enne attrice americana. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Iniziamo invece con le notizie, la cronaca in primo piano. Siamo a Fontaniva, restano gravissime e disperate le condizioni del 58enne trovato con dei colpi d'arma da fuoco diretti alla testa. Sentiamo il servizio di Valentina Visentin. L'unica cosa certa è che il colpo contro Cenay Fatos è stato esploso intorno alle 7:30 del mattino. Il rumore, tipo di un petardo, è stato udito da un residente di via Casoni Basse nelle campagne di Fontaniva. L'arma e il movente però restano al momento sconosciuti. Nessun bossolo è stato ritrovato a terra e il 58enne albanese è incensurato. Una vita tranquilla qui in Italia da circa 3 anni. Le indagini dei carabinieri non escludono nulla, da un regolamento di conti ad un'esecuzione ad uno sparo accidentale, anche se il colpo sembra aver centrato l'obiettivo con precisione. Si allontana l'ipotesi del cacciatore, la zona non è area venatoria e non è periodo di caccia. Inoltre le munizioni dei cacciatori rilasciano una scarica di pallini. Cenay Fatos invece aveva un foro d'entrata e un foro d'uscita rilevati dall'attacco eseguita in ospedale a Padova. Non è escluso che possa essere stato colpito qualche metro prima dal punto in cui è stato trovato agonizzante a bordo strada, ma che abbia continuato la sua corsa in bicicletta fino a cadere a terra, dove intorno alle 7:45 è stato ritrovato da 2 guardiapesca che hanno dato l'allarme. Il 58enne albanese era arrivato qualche anno fa a Fontaniva. Nel suo paese era una guardia carceraria. Non si esclude dunque che qualcuno, proprio a causa della sua vecchia professione, nutrisse dei rancori nei suoi confronti. Un colpo alla testa è tipico delle esecuzioni e per questo anche la pista dello sgarro e di possibili traffici illeciti non è esclusa, anche se il 58enne è incensurato e non ha mai avuto problemi con la giustizia. Ma potrebbe trattarsi anche di vecchie liti familiari o di un banale litigio in strada. Cenay Fatos domenica stava andando con la sua bicicletta a 3 ruote, molto riconoscibile, alla fattoria d'Indo, poco lontano dal luogo in cui è stato colpito. Lì si prendeva cura dei cavalli. Nessuno vuole parlare, ma tutti lo conoscevano come un uomo tranquillo, amante della natura. Si scava sulla sua vita, nelle sue vecchie amicizie, setacciando movimenti bancari, telefoni e dispositivi sono stati sequestrati. I carabinieri stanno vagliando le telecamere della zona. Non è escluso che chi abbia sparato possa essere fuggito in macchina, magari con un complice, o dileguandosi a piedi nella vegetazione della campagna. La caccia all'uomo continua senza sosta. Così dunque nel Padovano, ma non va meglio nemmeno a Vicenza. È stato un weekend di violenze e i cittadini continuano a chiedere più sicurezza. Restano monitorate le condizioni del 16enne, che non sarebbe in pericolo di vita, accoltellato alla schiena al braccio sabato sera in prossimità del Parco Attaneo da un altro giovane. Per motivazioni tutte da chiarire non si esclude nessuna ipotesi, dalla lite degenerata alla tentata rapina. Secondo le ricostruzioni il ragazzo sarebbe riuscito a chiedere aiuto in un locale poco distante per poi essere soccorso e portato in ospedale. Continuano le indagini della squadra mobile di Vicenza per far luce sull'accaduto, anche grazie all'acquisizione delle immagini delle
delle telecamere di videosorveglianza, nell'attesa che il ragazzo possa essere sentito e fornire un quadro più chiaro della vicenda. Ma oltre a questo episodio di violenza, per Vicenza il weekend è stato movimentato. A pochi passi da qui e dalla stazione, in via Napoli, andava in scena una lite tra stranieri. Qui i residenti, a partire da sabato, hanno avviato una raccolta firme per chiedere l'istituzione di una zona rossa. È cominciata una raccolta per richiedere al prefetto la zona rossa e quindi poter allontanare queste persone che sono sempre in questa zona. Ci sentiamo inermi nei confronti di queste persone che fanno e disfano a loro piacimento. Di un mese fa la passeggiata dei comitati di cittadini e commercianti per chiedere maggior sicurezza in città, iniziativa che verrà replicata. Purtroppo la delinquenza sta aumentando ogni giorno di più e non è gestita in nessuna maniera. Noi abbiamo fatto una manifestazione dove Vicenza pretende sicurezza, sicuramente ne stiamo già organizzando un'altra dove intenderemo portare molte più persone. Segnaliamo quello che è noto dappertutto in tutti i rioni della zona, cioè che c'è continuo spaccio, continua gente che si muove in modo senza senso, fanno risse, urlano a orari impensabili e poi purtroppo qualcuno dice che c'è la percezione che qualcosa non vada. Siamo tutti molto preoccupati e abbiamo paura a volte anche ad uscire la sera perché certe zone della città non sono sicure. Siamo ancora alla cronaca, 2 fidanzati sono morti in un incidente sulla Gardesana Orientale a Cassone, nel comune di Malcesine, siamo a Verona. La coppia viaggiava su uno scooter che pochi minuti prima della mezzanotte si è scontrata con un furgone. Sul posto il 118, vigili del fuoco e polizia stradale che dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente. Le vittime sono un signore romeno di 42 anni residente a Brenzone, in Italia da oltre 20 anni, e la compagna di origine moldave di 44 anni di Malcesine. Alla guida del furgone invece un vicentino di 41 anni. Siamo nel Bellunese, ora un'escursionista di 57 anni è morta nella giornata di ieri dopo essere ruzzolata da un sentiero verso Cesio Caumaggiore. Elena Zannin, 57 anni di Feltre, è l'ennesima vittima di un incidente in montagna nel Bellunese. La donna è precipitata dal sentiero De Bastiani ruzzolando per diverse decine di metri. Il suo corpo è stato ritrovato nelle scorse ore dagli uomini del soccorso alpino di Feltre, allertati assieme al personale del SUEM e dai familiari della 57enne che dal mattino non l'avevano più vista rientrare dall'escursione annunciata al bivacco Casera Bosc dei Boi sul monte Tre Pietre in comune di Cesio Maggiore. La chiamata al 118 è arrivata qualche minuto dopo le 20. L'auto di Elena Zannin è stata trovata parcheggiata a Cesio Maggiore vicino all'attacco del sentiero. 6 soccorritori sono stati portati in quota dall'elicottero del SUEM e, divisi in 2 gruppi, hanno iniziato a perlustrare la zona scendendo dalle direzioni opposte. Altri 8 volontari del soccorso alpino si sono avvicinati in fuoristrada da una carareccia per poi incamminarsi a piedi, mentre altri 2 sono rimasti al campo base. Alle 22:40 circa una squadra si è imbattuta in un bastoncino a terra in un tratto particolarmente esposto dell'itinerario sopra la chiesetta di Sant'Agapito. Scendendo sulla verticale i soccorritori hanno ritrovato altri oggetti e un centinaio di metri più in basso il corpo senza vita della donna. Avvisati i carabinieri, ottenuto il nulla osta dalla magistratura per la rimozione, la salma è stata imbarellata e da lì trasportata ai mezzi dove i soccorritori sono arrivati all'1:30. Elena Zannin faceva la parrucchiera e aveva il suo negozio a Pedavena. La notizia della sua morte ha destato profondo cordoglio e commozione nelle comunità di Feltre e di Pedavena. Siamo alla politica. Fratelli d'Italia e Forza Italia aprono al terzo mandato per bloccare la corsa solitaria della Lega in Veneto e la voce dell'autonomia, l'attacco del movimento politico Patto per il Nord. E se l'apertura di Fratelli d'Italia al terzo mandato nascondesse il boccone avvelenato per il Carroccio Veneto? Un modo per bloccare la corsa solitaria che tanti esponenti leghisti avevano paventato senza paura soltanto poco tempo fa. A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Così almeno
devono aver inteso i vertici di Patto per il Nord, il movimento politico nato in Lombardia nell'ottobre scorso, subito dopo Pontida, come risposta al dominio salviniano. Gli ex leghisti arrabbiati come Roberto Castelli, Mario Borghezio o Paolo Grimoldi, i bossiani storici contro il partito diventato troppo nazionale sotto la guida dell'attuale vice premier, e che in una nota attaccano. Se la repentina apertura al terzo mandato da parte di partiti che finora si erano detti perentoriamente contrari è fatta apposta per scongiurare una corsa autonoma della Liga Veneta in Veneto, allora non sarebbe il riconoscimento dell'autonomia territoriale, ma al contrario una manifestazione di paura verso l'autonomia. Insomma, lo spiraglio nasconderebbe un modo per stoppare la linfa vitale del federalismo. Infatti, prosegue Patto per il Nord, un'eventuale corsa della Liga, in solitaria o insieme ad altri movimenti radicati localmente, non lascerebbe alcuna possibilità di vittoria ai partiti nazionali, sia di centrodestra che di centrosinistra. Le riforme vanno fatte nell'interesse dei cittadini, non per paura del loro voto. Insomma, una lettura diversa per quello che già si profila come un tormentone estivo, o almeno di inizio estate, la modifica della norma per sbloccare il terzo mandato. Da par suo Zaia si dice in attesa, ma è uno spettatore sornione. Difficile pensare che una partita così cruciale per il suo futuro lo interessi poco. Immagino che il provvedimento si possa portare in Parlamento, però poi dovrà essere la maggioranza a decidere se farlo oppure no. Per sbloccare l'impasse si parla di un articolo ad hoc in una legge cosiddetta omnibus che contenga in sé altre materie, un blitz estivo, insomma, allo scopo di evitare un testo legislativo autonomo. Anche perché, nel frattempo, l'attesa costringe la Lega e il centrodestra a iniziare la campagna elettorale senza un candidato ufficiale. E allora, per non perdere altro tempo, dal 16 giugno via alle autocandidature del Carroccio per il Consiglio regionale, nomi da scremare poi per le liste finali. Secondo il governatore, sospeso nel limbo, un sistema che non riguarda certo soltanto l'universo leghista. Immagino che tutti i partiti stiano organizzando, si stiano organizzando per le elezioni, visto e considerato che comunque si andrà a votare alla volta in autunno. Adesso vedremo quando si andrà a votare, perché la legislatura è finita, finisce con l'autunno. La data ultima sarà il 23 novembre e quindi trovo logico che un po' tutti i partiti si organizzino. Parliamo ora dei referendum che non raggiungono il quorum. In Veneto meno di un terzo degli aventi diritto si è recato alle urne, dati fermi sull'affluenza al 26,21%. Urne chiuse, i conti sono presto fatti, nessun quorum raggiunto per i 5 referendum. In Italia complessivamente è andato a votare poco più del 30% degli aventi diritto. Spicca in negativo il Veneto, 26,21%, quarta regione dove si è votato di meno. Prima la Toscana con oltre il 38%. Nella nostra regione la provincia con la maggior affluenza è stata Padova con quasi il 29%, a seguire Venezia al 28%, Vicenza, Rovigo, Treviso, Belluno e Verona ferme a circa il 24%. Esulta il centrodestra. Nei social di Fratelli d'Italia ha condiviso un post con la scritta "Avete perso". Soddisfazione anche all'interno della Lega. Una Caporetto clamorosa di PD, CGIL, 5 Stelle e compagni vari. Gli italiani non sono caduti nella trappola e non sono andati a votare un referendum di cui non sentivano assolutamente il bisogno. La cittadinanza va meritata e vanno portate avanti delle leggi che vanno anche a restringere quelle che sono le concessioni di cittadinanza, che sono già troppe nel nostro paese. Nessun bisogno dunque, secondo Villanova, di abrogare delle leggi volute dal PD di Renzi. Questo è un messaggio veramente speciale rivolto alla sinistra. È un messaggio verso chi ha boicottato l'autonomia, verso chi ha raccolto le firme contro un referendum che quella volta sì ha raggiunto il quorum, con il 98% dei veneti che hanno votato a favore dell'autonomia, e che PD e CGIL volevano abrogare con questi stessi referendum. Una chiamata alle urne che rafforza la coalizione di centrodestra, secondo il governatore veneto Zaia, che ribadisce come il mancato quorum legittimi di fatto l'azione di governo, ma anche la coesione e la credibilità della coalizione. Attaccano gli altri sindacati. Roberto Toigo, segretario generale della UIL, sottolineando come la scarsa affluenza alle urne porti ad alcune riflessioni. Prima, l'eccessiva politicizzazione dei referendum ha fatto perdere il senso dei quesiti. Di battaglia anacronistica che non affronta le criticità del presente invece parla la CISL. Dalla CGIL arriva la missione della sconfitta a commentare per primo il segretario Landini, promotore dei referendum, per cui l'obiettivo era raggiungere il quorum. Si riparte da qui anche secondo il segretario del sindacato a Treviso. Noi valutiamo questo come una situazione non positiva, ma come un dato di partenza per continuare a proporre la nostra idea di lavoro e di tutela dei lavoratori. Non viene negata la difficoltà di promuovere i referendum.
Per molto tempo si è fatto fatica ad affrontare il tema in maniera, come dire, esplicita, in maniera ampia, e molto probabilmente tanti cittadini non hanno avuto un'informazione corretta. Così dunque sui referendum noi torniamo alla cronaca, siamo nel veneziano a Mestre, 16° colpo al ristorante Amelia Romana. Hanno spaccato una porta per entrare e è suonato l'allarme, quindi le telecamere. Il personaggio, perché una persona si tratta, perché le telecamere lo inquadrano molto bene, un straniero probabilmente, perché occhi a mandorla, carnagione olivastra. Niente, va verso la cassa, ruba quei pochi spicci che sono soliti lasciarsi come fondo cassa, poi va a prendersi delle bottiglie di vino dal frigo, così si evince dal video. Ennesimo furto all'Amelia Romana, ristorante tra via Miranese e via Giustizia a Mestre. Anche questa volta i danni sono stati maggiori del furto subito e il titolare è ormai oltre l'esasperazione. Nonostante le telecamere, le cui immagini sono al vaglio della polizia, e l'allarme, la situazione non cambia. E qua parliamo di rubagalline, di microcriminalità, di gente che va a spaccare e ti crea dei danni per rubarti €1 per una birra. Secondo Serpente si potrebbe iniziare con soluzioni semplici per arginare il problema. Cercare un qualcosa che faccia pagare, spiare le pene a questi soggetti, per questi reati minori. Quindi potrebbe essere uno sfalcio erba nelle scuole, negli ospedali, andare a pulire gli argini, scontare in questa maniera la pena in maniera tale che la comunità ne traga beneficio. Almeno qualcosa gli si fa, se no non gli si fa proprio nulla, perché dopo una serie di reati qua gli si dà un DASPO e questi ci ridono sopra. Mancano pochi giorni alla Dunata Triveneta di Conegliano, vediamo come si sta preparando la città anche dal punto di vista della pulizia. Macchine con cappelli alpini per onorare le penne nere nella 3 giorni della Triveneta di Conegliano. I preparativi sono tanti, la città è in fermento, ma è in fermento da tutti i punti di vista, e ci sono tutte le associazioni che oggi stanno lavorando per farsi trovare al meglio venerdì, sabato e domenica, 3 giorni che resteranno nella storia della nostra città. Città che vivrà una vera e propria invasione il sabato sera con gran finale sulla scalinata degli Alpini, tutto con un piano di sicurezza già attivo da giorni. Abbiamo fatto l'ultimo passo sulla sicurezza in prefettura con prefetto, questore, gli alpini sono oltre 150 che presidieranno il sabato sera, poi la domenica ci sarà la sfilata, ma come nel migliore delle tradizioni alpine tutto è stato programmato fin nei minimi dettagli. Una festa dove anche la gestione della pulizia della città e della raccolta dei rifiuti è stata rafforzata. Durante tutto lungo il percorso all'interno della città sono previsti 70 punti di raccolta differenziata, sia per la parte organica, non organica, la carta, la plastica e il vetro. Sono previsti altri punti di raccolta speciali nei 3 diversi punti di ristoro che gli abbiamo attrezzato sempre qui nel comune di Conegliano, con isole specifiche attrezzate per le zone camper dove alloggeranno anche gli alpini, perché sono previsti molti alpini e parlano di circa 20-30.000 in realtà alpini, e poi anche nella raccolta della componente dell'umido verrà fatta giornalmente. Perché l'ordine e la pulizia delle comunità è un compito del Consorzio dei Comuni della Sinistra Piave, è una missione continua per gli alpini. Qua parlo da amministratore, quindi porto anche il saluto di tutti gli altri amministratori del bacino. In questi 3 giorni noi saremo a fianco degli alpini, proprio perché poi loro in realtà 365 giorni all'anno sono al nostro fianco nella cura e nella manutenzione del territorio. Più macchine e operatori per una maggiore pulizia nella 3 giorni alpina, nuovo tassello della macchina organizzativa già a pieno regime. Stiamo procedendo bene, soltanto lui vuole controllare dove vengono parcheggiati pullman e camper, hanno già segnato tutto, il parcheggio è pronto, mercoledì, giovedì mettiamo giù sulle palestre le brandine, ci mettiamo anche un tappeto sotto in modo che non venga rovinato il parquet della palestra, e il resto lo stiamo controllando adesso, da oggi in poi, tutto quello che abbiamo messo in campo che sia ordinato e pronto. Quanta gente vi aspettate? Ma secondo le aspettative ci aspettiamo tanta gente, penso, magari non mi ricordo più i numeri di 10 anni fa, ma penso che li supereremo.
E ora il cinema è stato attribuito alla leggendaria attrice statunitense Kim Novak, star di film come La donna che visse due volte, Picnic, Una strega in paradiso, Leone d'oro alla carriera dell'82esima Mostra del Cinema di Venezia. Sono molto colpita di ricevere il prestigioso premio del Leone d'oro da un festival tanto rispettato. Essere riconosciuta per l'insieme del mio lavoro in questo momento della mia vita è un sogno che si avvera, ha commentato così la 92enne attrice. E siamo giunti al termine di questa edizione, subito dopo di noi il meteo. Grazie per essere stati in nostra compagnia a tutti, l'augurio di una buona serata. Arrivederci.